Chi non si rivolge ai idoli.
generazione che cerca il tuo volto, Signore. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia dal Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca il tuo volto, Dio Giacobbe. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Seguendo la raccomandazione di padre Tarcisio, che mi ha detto cerca di parlare bene e di non parlare male di me. Come si può parlare male di padre Tarcisio? Ma non solo, ma soprattutto come possiamo parlare male? Nella solennità di tutti i santi siamo invitati a guardare il bene attorno a noi che Dio opera in ciascuno di noi. Ecco, potremmo dire così, questa festa di tutti i santi, è chiaro, oggi celebriamo la Chiesa che già contempla e celebra il volto glorioso di Dio Padre che intercede per noi, Chiesa pellegrina nel tempo, e vogliamo anche pregare per tanti nostri fratelli e sorelle che attendono di contemplare il volto del Padre, la Chiesa purgante, pensiamo ai nostri defunti di domani. È chiaro però l'invito è proprio a guardare ciò che Dio opera di meraviglioso in ciascuno di noi e in tanti nostri fratelli e sorelle, perché noi siamo bravissimi a guardare ciò che non va, siamo esperti nell'indicare l'errore del fratello, nel vedere la trave, come dice Gesù nel Vangelo. Questa è la nostra specialità. Siamo un po' bacati fin dalle origini, qualche cosa, quei peccati originali in questo ci ha segnati. Ma oggi, nella solennità di tutti i santi, è proprio un invito grande rivolto a tutti noi a guardare e a contemplare il bene che Dio opera attorno a noi e in ciascuno di noi, nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle, ma anche nel nostro cuore. Impariamo a riconoscere l'azione di grazia, quel bene, quella misericordia, quella santità che Dio ha posto in ogni cosa. Il mondo è bello, è buono ed è chiamato a trovare la sua pienezza in Dio. Siamo noi ogni tanto che facciamo dei pasticci, però Dio poi riesce a mettere in ordine le cose. Ecco, la pagina evangelica in questa solennità, la pagina delle beatitudini, è, come dire, l'incipit, apre il grande discorso di Gesù sulla montagna. Siamo al capitolo 5 del Vangelo di Matteo, il primo grande discorso di Gesù. Potremmo dire che Gesù è come il nuovo Mosè che sulla montagna proclama e offre a tutti noi la nuova legge per il nuovo popolo di Dio.
che siamo noi. E il nuovo popolo di Dio è chiamato a vivere nella beatitudine, nella gioia, è chiamato a vivere la pienezza della presenza di Dio, l'alleanza con Lui. Avete visto dopo l'altro giorno, dopo l'acqua alta, l'arcobaleno? Era bello, proprio partiva da San Michele in Isola, prendevo il vaporetto alle 7:54 e si vedeva proprio dopo l'arcobaleno, quel grande segno dell'alleanza di Dio, della bontà di Dio per l'umanità e per ciascuno di noi. Beati noi dunque, perché siamo qui a celebrare l'iniziativa del suo amore. Ecco, celebriamo naturalmente anche la memoria di tanti nostri fratelli e sorelle, a parte i santi ufficiali sull'altare, a San Francesco, a Santa Caterina, e tutti i nostri santi patroni, Pio, la Pietrelcina, eccetera, ma è la santità di tanti nostri fratelli e sorelle che abbiamo incontrato. Cerchiamo di fare memoria a tante persone che nella nostra vita abbiamo incontrato e ci hanno trasmesso un segno della presenza di Dio, dell'amore di Dio, della sua grazia. Sono tanti. Pensiamo ai nostri genitori, pensiamo ai nostri nonni, ai nostri catechisti, ai nostri sacerdoti, a tante persone buone, o come si diceva una volta, a tanti uomini, donne di Dio, che erano proprio un segno. Bene, questi sono i santi che oggi celebriamo. I santi della vita quotidiana, i santi che ci hanno toccato, ci hanno trasmesso veramente una grande testimonianza di fede, di speranza e di carità. Però oggi è anche, come dire, la giornata della santificazione o della vocazione alla santità. Ecco, ciascuno di noi, si dice, è chiamato ad essere santo. Sembra un'esagerazione, però nulla di più e nulla di meno. Tutti noi, la grande vocazione non è fare il prete, il frate, il parroco, la suora, il papà. La grande vocazione per ciascuno di noi è la santità nelle diverse condizioni di vita, nei diversi stati di vita, ma tutti noi siamo chiamati ad essere santi, nulla di più e nulla di meno. Il problema è che forse noi non ci crediamo tanto. Ci crediamo? Ci credete? Se io lo chiedo ai frati, nella mia comunità nicchiano. Se lo chiedo a me stesso, dico, Signore, sei un po' esagerato, cosa vuoi da me? Sono un poveretto. Eppure tutti noi, carissimi, siamo chiamati ad essere beati i poveri in spirito, beati gli afflitti, beati i miti, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, beati i misericordiosi, beati i puri di cuore, beati gli operatori di pace, beati i perseguitati a causa della giustizia. Gesù sta parlando di noi, non sta parlando degli altri. Ecco, questa beatitudine, questa vocazione è per ciascuno di noi. E quindi, cari fratelli e sorelle, buon cammino verso la santità, che vuol dire semplicemente buon cammino verso Dio, verso il cielo, verso casa, verso dove Dio prepara per tutti noi il banchetto della vita. E lasciamoci sostenere in questo cammino dall'amicizia e dall'intercessione di tanti nostri fratelli e sorelle che già celebrano la santità di Dio, la gloria di Dio e intercedono